Seconda corsa, premio X3 Agri Consorzi, sono cavalli di 4 anni di discreta genealogia. 7 al via, 1 Alissa Trio, Marco Stefani, 2 Asia, Alessandro Gocciadoro, 3 Aerosmith Treb, Vincenzo Gallo, 4 Africa Jet, Loris Farolfi, 5 Anita Spritz, Andrea Farolfi, 6 Arrow degli Ulivi, Tommaso Gambino, mentre sola in seconda fila Aspra Mare Ama con Salvatore Valentino. Vediamo un po' discosto Arrow degli Ulivi. Anche Anita Spritz non fa partenza veloce, è Africa Jet con Loris Farolfi che prende il comando davanti ad Asia, poi Alissa Trio rimane di fuori Aerosmith Treb. Quarta posizione alla corda per Aspra Mare Ama. Intanto c'è l'errore di Asia, la Numero favorita. 2 Asia squalificato. Fuori corsa dopo 200 metri, quindi in vantaggio Loris Farolfi con Africa Jet, la figlia di Naglò, che ha preso il comando davanti all'1 di Alissa Trio. Di fuori scoperto fin dall'inizio nella posizione peggiore è Aerosmith Treb. Intanto i cavalli passano il paletto dei 400 in 29,6. Mantiene ritmo abbastanza svelto il driver bolognese e arriva ormai ai 600 passati in 45,7, 16,1 alla curva. Siamo al passaggio davanti alle tribune, la scia di Aerosmith Treb è presa da Anita Spritz, mentre chiude sempre il gruppo il 6 di Arrow degli Ulivi che ha desistito e si è accodato quarto. Intanto il giro avvia in 59,2, viene fuori un 13,5 qui davanti, con sempre Africa Jet in vantaggio, con all'esterno Aerosmith Treb, chilometro in 1,14,1. Siamo sulla retta di là, situazione ormai cristallizzata con Africa Jet a condurre sin dal via. Aerosmith Treb che ora dà segni di cedimento, mentre avanza dalle retrovie Arrow degli Ulivi, che però si getta di galoppo ai 300 finali, quindi prova la Numero fuga. Numero 6 Farolfi Arrow con degli Ulivi Africa squalificato. Jet. Poi vediamo Alissa Trio di dentro, curva passata in 16, Africa Jet ancora buon vantaggio, si gira Loris Farolfi, cerca di difendersi, ancora buon vantaggio Africa Jet. Dopo il danneggiamento dell'ultima uscita viene a vincere questa sera Africa Jet davanti a Alissa Trio, poi Aerosmith Treb molto valido in percorso esterno, 1,13,9 la media al chilometro per Africa Jet. Loris Farolfi, i colori del signor Roberto Roversi per la figlia di Naglò, in ottimo percorso di testa. La rivediamo in retta d'arrivo, sollecitata da Loris Farolfi, che viene a vincere molto bene alla buona quota di 10,15.